C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, ben trovati a tutti, grazie per essere con noi in questi pochi minuti, li trascorriamo insieme raccontandovi il quartiere di Porta Venezia, la partenza della Mille Miglia. Il quartiere Porta Venezia si estende dalla cima del Monte Maddalena fino alla ferrovia Milano-Venezia. Ha un ampio polmone verde, quale è quello dei Ronchi della Maddalena, ma anche del bel parco Ducos, il primo ad essere creato in città per interessamento dell'allora Consiglio di quartiere. Di particolare interesse storico sono l'antica chiesa e il chiostro di San Gottardo sui Ronchi del XV secolo e la tomba Bonomini, suggestivo monumento sepolcrale eseguito dall'architetto Vantini, popolarmente chiamato Tomba del Cane. Ai piedi della collina si snoda Viale Venezia, storico punto di accesso della città sul lato orientale. Proprio da qui, a metà del secolo scorso, parte ed arriva la famosa Mille Miglia, da anni kermesse storica a cui partecipano equipaggi da tutto il mondo. Bene, quante volte in tenera età qualche adulto, familiari, nonni, parenti, dei genitori ci hanno raccomandato le creanze, le stabè, anche a ca del diavolo. Di nuovo qui da Castelvedere in via Padana Superiore a Castagnato, un mondo di dolci, di uova in modo particolare, di produzione propria di Castelvedere, di tutti i tipi, tutti i pesi, fondente, al latte, insomma, venite qui che starete benissimo. E troverete magari pure la nostra bella e simpatica Adele. Ciao Adele. Buongiorno. Tutto bene Adele? Sì, tutto bene, grazie. Ci fa piacere, ti ritroviamo volentieri. Tu sei impiegata qui da... Impiegata? Sì. E com'è la clientela di Castelvedere? Ah, bella. Vero, sì. Dolce. Dolce. Bene. Senti, tu un po' il dialetto lo capisci, lo parli? Pochino, dai. Tu Adele di dove sei? Prevalle adesso. Di Prevalle. Ah, caspita, quindi Prima insomma... di Rezzato, adesso di Prevalle. Quindi. Ai, come l'hanno presa quelli di Rezzato che te ne sei andata via? Dai. Quanti ragazzi hai fatto piangere quando hai detto me ne vado via da Rezzato? Nessuno. Va bene, senti un po', guarda Adele che bello, sei bella e simpatica e questo ci fa davvero piacere, che ne abbiamo proprio bisogno in questi momenti. Prova a leggere questo, va. Allora, le creanze, le stabè anche a ca del diavolo. Del diavolo. Del diavolo. Del diavolo. C'è una O qua, Del diavolo. È una oculista forse. Le creanze, le stabè anche a ca del diavolo, cosa hai capito? Che le buone maniere sono... Che sono le creanze? Esatto, ci sono anche a casa del diavolo, dei maleducati. Oddio, non è proprio così, le stabè anche a ca del diavolo, insomma che, vabbè. Sì, Quello. Ecco. C'è qualche maleducato che tu... No. Tu solo bella gente frequenti. La gente. Valentina, una colonna storica di Castelvedere, dico bene? Sì, da qualche anno, sì, ormai. La capa sei tu qui, Sei tu che decidi prezzi, sconti, quant'altro. Mamma mia, ma quanta roba buona che c'è, guarda. Io la metto a posto. Tu sei quella che mette a posto. Quella che mette a posto, Quindi sì. se uno mette un torroncino, un cioccolatino verde in mezzo a quelli blu, poi tu passi e metti tutto in ordine. Anche sì. Vabbè, c'è un assortimento, ragazzi, qua veramente, veramente molto vasto e di qualità. E ci fa piacere essere in tua compagnia. Proviamo a leggere questo, dai, che pure la tua collega e amica Adele l'ha letto. Prova a leggerlo tu. Le creanze, le stabè anche a ca del diavolo. Che significa? Che l'educazione sta sempre bene, va sempre bene. Esatto, anche a ca del diavolo, anche nei luoghi più impensati. Quindi le creanze, la buona educazione, le buone maniere, la persona educata si distingue anche in casa dei maleducati. E tu sei sempre educata, brava. Quando invece ti sbottoni un po' e perdi un po'? Ogni tanto. Non coi clienti però. No. Quindi ti sfoghi a casa. Sfogo a casa, sì, o quando non c'è nessuno. Anche qua. Va bene. Tanto di nascosto. Grazie a tutti, dai, grazie per la vostra compagnia, grazie Valentina, alla prossima, grazie, ciao, arrivederci.